A dispetto desa minimada de sorreator, Nugoro a livello nazionale abbarrata sa prima prosultanto di omicidio scada che intumizza abitantese. In sa provincia de Nugoro in su 2006 sono istauso 10,9 che in una minimada de 11% rispetto a s'anno prima. In questa classifica de Pacu Profettu sa provincia de Tattari este saesese a livello nazionale che in su 15,7% che in una minimada de su 20 battoro. Custu este su chiesita pizzu da esarelata su prasa criminalità in Italia in su 2006 fatta da su sole 24 ore, piccando in considero esordator de su Ministero dell'Interno. Sa provincia de Nugoro, sempre considerando esordator de su giornale economico, este sa prima puru prosas estorsionese, 33,13 cada 100.000 abitantese, in aumento de su 3%. Sa classifica generale de tottus orreatoso biete prima sa provincia de Milano, ultima cuse Aristanisi, Nugoro este 6,33. In prusu, Nugoro este desasprimasa prosas trampas informaticasa, sa e battoro, sichia da e Tattari. Sos agenti desi squadra mobile desa questura de Nugoro e desu commissariato de Siniscola canis perdi una greffa chi trafficava te bendia a droga in Orosei. Sos poliziottos han arrestao 15 persones a secusu de sos provvedimento firmao desu GIP desu Tribunale de Nugoro Claudio Cozzella. Sos arrestao sono Giorgio Chessa, 48 anni de Locula, e Stefano Spina, 22 anni di Oniai, ambos allevadores, chi sono in su carcere de Badue Carros. Un uomine de 48 anni de Ergoli est a sordo domiciliare, un altro de Rosei de 51 anni sta su divieto de dimora, pro un pizzino de 21 anni sempre de Rosei su GIP ha disposto usobrico de firma. Desas indagines mandatas a dennantir desa Polizia de Stato che in sa supervisione de su PM Tommaso Giovannetti e stessi a campo che in questa attività de criminale bintrava per un minorenne chi vendia sa droga. Desa inchiesta risulta che sa greffa gestiato un spaccio di marijuana e cocaina bene avviato e gli permittia de balanzare un bello tanto de dinaro a su mese. S'attività de vendita aumentava tenistiu e consegnavano sa droga per a domicilio a sos turistas. Sa marijuana la iana prantata in località de Salinos, mentre sa cocaina la comporavano a grezza dai uomini de 48 anni de Ergoli e a pustisi la misturavano pro la vendere. Sos duos indagaus principales e los han arrestau su 17 de Santo Camine de su 2006, quando sos investigadores di si squadra mobile los han accassaus in uno deposito cubaus i cande 20 kg de marijuana, ma a dispetto de custos provvedimentos han asichio in s'attività de spaccio vinza da s'arresto de oie. Sorfinanzierisi di su comando provinciale de Tattari hanno fatto un attiru sequestro de droga. Sorfinanzierisi di su gruppo de Terranova hanno firmau e arrestau una femmina nigeriana de 42 annos residente in un centro di accoglienza temporanea di su comune de Selargius e l'hanno cassata isbarcando dai su traghetto de Civitavecchia. Quando sa femmina scolada in supporto usos canes antidroga de unidade cinofila addestraus proprio a accattare sa droga l'hanno puntata. Sul militare stando hanno deciso di livachere controllos profungudos che pensavano che vito un curreu de ovuloso. E difattisi, sos controllos hanno confermato che sa femmina iata 2 ovulos che in cocaina. Sa droga de qualità alta, una volta partia in doses in su mercato de Castello podia fruttare più di 100.000 euro. Acabadas as formalidades, sos militares han arrestau sa femmina pro traffico de droga. Sa autorità giudiziaria de Tempio ha disposto de che la tramudare a su carcere tattaresu de Bancali. A postir des arferias de estiu, su piano de rilancio de su territorio de Nugoro ha torrau a cominciare su percorso suo. Su piano, cominciau 2 anni fa, che in sa cabina de regia a guia regionale, l'hanno cherfiu sas istituziones, sas forzas sociales e imprenditoriale de su territorio, pro dare un'ispera de sviluppo a una provincia che si non arriscata de si che morrere pro spopolamento e sa tancada desindustria. Commo, a postir de tempur meda, pare t'arribau a crompimento. Hanno essere finanziaus unos cantos
progettos pro 30 milioni di euro e a servire pro torrare alinu a territorios in pelea o dare prospettiva novasa a compartos istoricos che accussu de su Marmaru in Orosei. Su presidente desa giunta Pigliaru, che in sos assessores de sos affari generale Filippo Spanu, desa cultura Giuseppe Dessene, desa sanidade Luigi Arru, a Bortedì e Vini Nugoro, in un addobbiu vatto in sa sede desa provincia pro presentare e firmare s'accordo de programma. No è sa prima volta che sa giunta regionale so rappresentante de sos territorio s'addobbiana prova a vedere di questo piano. Oie, forzisi, est una tappa de importu procolare desa sparagolas a sorfattos concretos che in su finanziamento de sos progettos chi cana superaus a valutazione desa commissione tecnica. Pro tottu si spera este chi si poda cominciare a traballare per sos progettos approvaos, casa giunta firmaus a delibera che assignata sor finanziamentos. Su coro Gentiana de Ruinas, diretto da esumastro Gianni Puddu prososomines, e sa corale de Siurgur Donigala, diretta da esumastro Felice Cassinelli in sa sezione de Sar Feminas, hanno vinto sa seconda edizione di su concorso corale numero Patria dei Cori, su etrer memoriale Bobore Nuvoli a Manutenta. Soscoroso chi hanno partecipato in tottu vinitrechi. Sa manifestazione fi promovi organizzata da esa socioculturale Bobore Nuvoli, in collaborazione con sa sozio Ballo Soscanarioso de Bobore Nuvoli, che sa direzione artistica da Etta Nuvoli Vizza de Bobore e Giampaolo Caldino. Si spettacolo pro tancare sa manifestazione la presentò Giuliano Marongi in su Teatro Eliseo. Sa giuria tecnica, presidia da Giampaolo Melecurriga, direttore di su coro de Nugoro, in sa sezione maschile è assignato su secondo posto a su coro Sastores de Golfo Aranci, su terzo a su coro Sant'Austino de Alà. In sa sezione femminile secondo stissiu su coro Eufonia de Gavoi e terzo su coro Duennas de Biddanova Monteleone. Sa novidade de quest'anno in plur de sardua seziones, fiti su voto de su pubblico che ha premiato su coro Astores de Golfo Aranci. Sa corale Bendas, diretta da su mastro Giampaolo Caldina, presentava un brano inedito de Bobore Nuvoli e su mastro Caldino, Parisa Garzia Tondo, che in s'accompagnamento de Grazia Porquedo hanno intonato in trannas che in su testo de Bobore Nuvoli. A si spettacolo hanno piccao parte per il suo gruppo mini folk Bustiano Usatte su coro de Nugoro. Due persone arrestate a chimbe denunziate a pede libero in sintesi di uno scanto servizio de controllo vattos in custardiesi in su territorio de competenza desos carabinieri desa compagnia desiniscola direttor desu capitano Andrea Leacche. Sos carabinieri desi stazione desiniscola hanno firmato e arrestato un pizzino di 27 anni desa vidda che l'hanno cassao che in 70 grammi de hashish partia in dosese. Su pizzino vizirande in macchina in sa vidda sos carabinieri si l'hanno firmato per un controllo che ha boccao a pizzus a droga destinata a sa vendita. L'hanno arrestato e come sta disponimento desa autorità giudiziaria. In occasione de ateros controllo sor militares ana sinzalau a sa prefettura ateros trerzovanos pro consumo de droga, sos carabinieri de su nucleo radiomobile hanno arrestato un cittadino marocchino de 41 annos che ha dato generalità del frassas pro non che servocao da su territorio italiano. Si chi ni vinza sos controllos in sos caminos pro prevenire incidentes e sor militares hanno denunziao chi in autistas che viene guidando imbriacoso e che l'hanno ritirao sa patente. Sos agenti desi squadra mobile desa questura de Nugore e desos commissariato della Nusesi in scuola hanno fatto un'altra operazione antidroga. Sos poliziottes in sintesi di un servizio contro sa produzione e si spaccio de droga hanno cassato un campo de cannabis indica che inducentor 20 vundos in località de Sologheddu in Sartu de Garteddi. Però non che la vierda e artus or fundor fini cubaus in mezzo di un campo de tridi comuriscu de belli un ettaru. Sos agentes hanno cassato in su campo un pizzino de 22 anni de locula. L'hanno sichio e hanno scoperto in un laboratorio dove si cavan sor fundor de droga. In sintesi de sos controllos hanno accattato 20 kg de droga, uno scanto sistema pro la siccare e sa droga sequestrata in su mercato e a più fruttao più de 200.000 euro. Su bilancio des operazione este su sequestro de 20 kg de marijuana e s'arresto di una persona.
In su 2017 pure le esportazioni esistero delle imprese minori e medie sarda sono crescendo. Si registra su 3,7% in più rispetto a su 2016, pro 169 milioni di euro. A conferma di questa crescita, bisogna usordato dell'osservatorio per le imprese minori de Confartigiano e impresa Sardigna, che per tocca le esportazioni sardas in sos primo 6 mesi de su 2017. A sos clienti stranzos o lis aggraditi mescamentes agroalimentari, che este su 43,3% delle esportazioni, che in produttor de vurru, casu, petta traballata, verdure e frutto raccuffettata, produttoso itticoso. Ma crescono per abbigliamento e scarpasa, mobiles e materiale metallifero. In tresas provincias as primes Casteddu che in 83 milioni e su in 26,1% in più rispetto a sos primo 6 mesi de su 2016, sì che in Itattari che in 38 milioni, che in una minimata de su 0,6% e Nugoro che in 2 milioni e su 27% in manco. Sas impresas sardas esportano mescamente in sos Stati Uniti, Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Cina, Canada, Giappone, Inghilterra e Olanda. Stefano Mameli, segretario regionale del Confartigianao, su talini attacchi in pinnu de sos imprenditores e s'azzudu de sa regione pro mezzorare sa calidade de sos produttos e pro imparare tecnica nova de vendita e de conoscenza de sos mercaos esteros erdande sos primor fruttos finza si pro commerga lucchitto dare una valutazione. De che 8 mizza firma scogliasi in 20 dies, 3 mizza in più rispetto a Saschi Bicherene pro indire un referendum consuntivo. Esteso obiettivo crompiu da un movimento referendario insularità in Costituzione che attancau oggi a mobilitazione che ha permettere su referendum in verano. Esti stata una vasi spantosa, mandata da Nantis che in contipizzo e passione dei gruppi de volontarios e amministradores locales che hanno potuto contare sopra desi struttura de sos riformadores e gastando pacos euros. Annao Roberto Vrongia, presidente del comitato promotore. Ma da oggi mudamus passu, che su progetto di insularidade e chi andete in totus a Sardegna e che diventa una battaglia de totus chi ponza pari totus os sardos. S'obiettivo del movimento referendario scussu de ponne insularidade in sa Costituzione italiana, ove biviti vinzas su 2001 prima desa riforma de su titolo quinto. In su quesiu si cherene informare sos sardos e sos italianos de sos profetos de insularidade pro sa vida economica e sociale de sa Sardegna che in gastor finanziarios e umanos che si stato centrale non considerati nuda o quasi. Sutta su profilo giuridico si cherete impreare l'articolo 174 del Trattato dell'Unione Europea per spingere sul Parlamento a una modifica costituzionale. In su 2020 che l'hanno eletto sindicude padru prose battor vortas a un comune che promuore disimpinno suo, in su 1996 ha tappius autonomia dai buddusò. In sa carriera politica sua ha abidu vaser differentes de sa politica regionale e nazionale che in ingarrigor de prestigio e responsabilidade. Esti stau a costazzu de Nino Giago in sa DC, amico de su presidente Francesco Cossiga e come este uno de sos esponenti de su centro-sinistra regionale che in su PC che ha fatto una schire proprio issu. Sembor fa vedere de Antonio Satta, 76 anni, protagonista del suo libro del giornalista Augusto Ditte, L'instancabile condottiero, una negoziata entre su giornalista e Satta che conta sos ultimos 30 anni di storia politica sarda. Su libro l'hanno presentato l'unis in Nugor in sa biblioteca Satta, Dana Vavedaus, autore del suo libro, editore Carlo Delfino, su sindico de Nugor Andrea Soddu e su protagonista Antonio Satta. Ata coordinao su giornalista Antonio Roic. Una familiaridade che in sa città de Nugoro naschia promore de duos hominer mannos o nugoresos, su poeta Bustiano Satta e su giurista Salvadore Satta, che ha scritto testor fundamentales pro su diritto processuale, ma mescamente su romanzo Il giorno del giudizio. A lu contare, custu ligamene a sosi studenter de su polo universitario nugoreso esti stau professor Paolo Grossi, presidente desa Corte Costituzionale, vennio a Nugoro propicare parte a un convegno organizzato de su Consorzio Universitario de Nugoro e des ordine des orduttores agronomos e forestales. Le terre civiche, le politiche
politiche e il territorio, custuviti s'argumentu des'addobbiu, una materia che Grossi conosce bene, che in si studio suo desu 1977 aia contribuito a firmare la liquidazione desa propriedade agraria collettiva. A dir de oggi, grazie a sa giurisprudenza desa Corte Costituzionale, tottusu riconoscono l'importanza desa terra arcivicas a livello sociale e economico e prosamparu desambiente chi sas comunidades anavattu proprio chi sos impreur civicos. Ali dare su benevegno a Paolo Grossi bivini su sindico Andrea Soddu, su presidente de su Cussizzu Fabrizio Beccu e sas autoridades civiles e militari desa provincia. In s'intervento suo su presidente Grossi, Zuzze costituzionale de su 2009 e presidente dai 2 anni, ha favedau desa propriedade agraria collettiva desa battaglia vata pro ottenere su riconoscimento desimportanza sua. S'addobbi sta accabau che in sa consigna di una targa pro li torrare grazie pro su contributo suo proprio a su contipizzo de su bene collettivo. Sa Lega Coop de Nugor e Ozastra, procrasa in Nugora, promuove un addobbio territoriale in sa sede de su CESP de Pradu, prova a vedere desa linea guida desa regione pro ammaniare e gestire sus plus 2018-2020. Prova a vedere de una fase nova de sus plus, desa risorsa desa cooperazione sociale in sa programmazione, progettazione e gestione de sos servizios territoriales. A sa dobbiano intervennere sos amministradores locales, sos funzionarios de sos comunes, desa ASL e desa cooperativa de su settore. A coordinare Silvio Obinu, referente Lega Coop Sociali Provinciale, Totò Nisanna, presidente Lega Coop Nugor e Ozastra, Andrea Piano, coordinatore regionale Lega Coop Sociali. Esprevidius intervento de su sindico di Nugor, Andrea Soddu e desassessore regionale a sa sanidade Luigi Arru. Sa Lega Coop sottolinea chi dai prude de cannoso sos plus rappresentano un'esperienza de importo in sos territorios. Si spiritu desa legge regionale 23 de su 2000 e Kimbe fiti devra vicare un sistema integrato de servizios a misura de sos bisonzos desa spessones, ponendo a banda su localismo comunale e chircande deve andare a manutenta sos bisonzos sociales e chinsas esigenze desa sanidade. Ma a pustisi desi sperimentazione su percorso e entusiasmo hanno cominciato a venner mancu biende su chi capitata in sa pratica vittiana. De su secchi de Santu Gabine, sorbelle due chimiza allevadore sardo de su settore ovi caprinu, ana podes presentare dimanda pro sos interventos a sas aziendas de su comparto decisor de sa giunta e da su cussizzo regionale preparare fronte a sa crisi caionada de su tempur malu e da sa minimada de su prezzo de su caso per vecchino romano in sa campagna 2016-2017. 40 milioni di euro hanno a servire a pagare 3 euro a capo con forma su tanto presente in azienda su 30 de lampadas a 2017. Sar dimandas l'ardepene presentare in uno de sos 32 sportellos unicos territoriales des'agenzia Laore Sardigna. Commente giunta e assessorau, che in su contributo profetoso desas agenzias agricolas regionales e sa collaborazione de su cussizzo regionale, a mormantesus impinnu piccao che in sos pastores e sos associos de categoria de contipizzare cantu prima pro azzudare su mundu desa campagna, a naus assessori a agricoltura Pierluigi Caria, ammentande che in pacu prusu de 60 dies hanno accattao 30 milioni di euro de integrare a sorde che sette zai postor de su cussizzo regionale prusu comparto. Pro eresos azzudoso, sas aziendas prima deppene comunicare e pezzi chi in sa posta certificata a sa regione su tanto desulatte produiu in sinteri desas campagnas a 2015, 2016, 2016, 2017 e su tanto desulatte conferiu a su primo comporadore e in caso de produttores chi traballano su latte in azienda su tanto desulatte traballau. Sono 21 sormiglionese postos a disponimento de su progetto Tutti a Scola, arribau a sue 3 anni, che punnata a mezzorare le competenze desordischentes e a contrastare la dispersione scolastica. Sa linea de intervento sono 3, mezzorare le competenze de base in italiano e matematica, sa scolas apertas, sa didattica laboratoriale pro su sustento psicologico, pedagogico e de mediazione interculturale. 2 milioni e 6 an andare a sa autonomia scolastica de su territorio de Nugoro, promore de sor fundor de
e sviluppo e coesione ed integrazione pro su piano straordinario de rilancio de su Nugoro. Su programma de sos interventos l'hanno presentato Custu Manzano in sintesi di una conferenza in stampa su presidente della Giunta Pigliaru e assessore regionale a sa pubblica istruzione Giuseppe De Sena. Intresa novidade de quest'anno bessa firma de su protocollo d'intesa intre Regione e Ministero dell'Istruzione che garantita sos insegnantes sardos impinnaus in sos progetto de tutti a scuola su punteggio in sar gradatorias. In pruso hanno firmato per un protocollo intre MIUR e Regione pro su potenziamento organizzativo che ha a servire a garantire esazzudo a sor dirigentes e scolastico reggentes. Intre sos interventos mandaus da innantisi da esa Regione bescussu de affortiare sa cultura professionale de sos insegnantes. Procussan a postu 8 milioni e 6 a disponimento pro sa formazione, un programma de 3 anni pro imparare un metodo didattico annuadore. Ana esse pur de 120 sos atletas che hanno partecipare domenica in Nugoro a su campionato regionale de judo, un addobbio maniau grazie a su traballo compartito desa federazione de judo e s'assozio progetto Farfalla de Nugoro, chi deme da annos est impinnau, non pezzi in s'attività de agonistica ma per inclusione sociale de sospizzinnos diversamente abiles. Su primo torneo progetto Farfalla riservau a sor judocas desa categoria esordientes A, juniores e master, sata facher in sa palestra de su centro sportivo de sos Salesianos e sargaras a cominciare a San Nove Mesa e Manzano. Su programma desa manifestazione che torrata a Nugoro a pustir de una paianos e si sta presentando in sintesi di una conferenza in stampa presente su Mastru Nanni Sale, presidente de su progetto Farfalla, sa vicepresidente Patrizia Casta e su segretario Mariolino Pinna. Sor dirigente desa società de Nugoresa n'ava veddau de su pressi umano pro su riconoscimento che han più sinzale chi su chi han avatto in custos annos esti stau de profetto umano, ma hanno sottolineato la difficoltà di organizzare in Nugoro un torneo a su quale partecipano atleta armeda che non bisogna sasi strutturas adattas a ospitare competizione ergue complessas. Su Mastru Nanni Sale ha favedau desimportanzia agonistica desa gara ed è commenti a essere de profetto prosazittà de casos atleta su una companzaur desor familiares e si spera este che l'amministrazione comunale comprenda ta chi custos appuntamentos poden dare meda non pezzi a si sport ma vinzas a s'economia nugoresa. Torrande a su progetto Farfalla sono chentus as persone che bintrana 60 atletas chi andano ad esordoi chi a so 6 annos atletas che in custos annos hanno avuto impinnu vitiano issoro premiau che in sa partecipazione a garas in continente in Francia. Arribata in Sardegna purus inchiesta desa magistratura svizzera che sta indagando sopra un caso di corruzione in sa VIFA, sa Federazione Internazionale de su Vubalu, per l'assegnazione dei diritti televisivi desor mondiales 2026-2030. Intre sos indagados beste si sceicun a ser Al Khelaifi mere de su Paris Saint-Germain. Sor finanzieris de su comando provinciale de Tattari a secur de su mandato desa Corte di Appello de Casteddu, che hanno sequestrao Villa Bianca in località de Porto Cervo, chi si valete 7 milioni di euro. S'immobile de propriedade de una sociedade internazionale vit in sar disponibilidades de Jerome Valche, ex segretario generale de sa VIFA, e prosos inquirentes e a pustir de indagines avviadas in sor meses passaos estes a prova de sa corruzione pro comporare sor dirittos televisivos de sos campionatos mondiales. Sor finanzieris han avatto una scantas perquisitiones e audiziones a persones e suzzettos chi sono ligados in carchi manera sa sociedade proprietaria, acquisinde documentos o materiale informatico e telematico necessario prosichire esas indagines. Questa operazione ha per toccao 4 naziones desa Comunidade Europea, Franza, Grecia, Italia e Spagna e abidus a partecipazione de Eurojust, Unidade Europea de Cooperazione Giudiziaria. Sos Plus, istituios che in legge regionale in su 2015, sono stato argomento di un seminario promovi in Nugoro da esa Lega Coop provinciale de Nugoro e Zastra. Sapo una vide pompiare a sul risultato de custi strumento de importu a pustisi de prurde de cannoso, naschiu che in suo obiettivo de vacere un sistema integrado de servizios prosor bisonzor de esas persones, brincande che s'allaccanas comunales. A s'addobiu vatto in sa sala conferenzias de su CESP de Pradu, hanno partecipato Silvio Obi
Martinu, referente Lega Coop Sociali provinciale, Andrea Pianu, coordinatore regionale Lega Coop Sociali, s'assessore a Sanità regionale Luigi Arru, Totò Nisanna, presidente Lega Coop Nugoro e Ozzastra, Claudio Azzori, presidente regionale Lega Coop, Medasa, sosamministratore locale, funzionario desos comuner, desa ASL, desas cooperativas presentese. A rappresentare su comune de Nugoro bivitis assessora a servizio sociale Valeria Romagna. A pustir de pur de decano si pode narre che su bilancio desos plus si podete considerare profettosu, ma carche a consuli bisonzata. In plus si sta sottolineao chi e su pur des arbortas sas amministrazione locale e sos ufficios de piano depene programmare sas attividades solo conforme a sos indirizzos regionales e prorogaos anno chin anno, che in sudinare chi erbenende mancus en per de prusu e su tanto desas persones che hanno bisogno di assistenza che in bezzes es creschende, mescamente in un territorio che a su enugoro su zetto a espopulamento e ubesa popolazione sempre sprusanziana. No abrandan sas polemicas supras a continuidade aerea a UNU, erisi su ministru de sos trasportos Graziano Del Rio afirmaus a proroga de sos collegamentos dai Casteddu pro Roma e Milano, chi settandi su bandu novu andau desertu uno scantor meser facete lata a gestire all'Italia. Ma supras a continuidade aerea principale, cussa de sos iscalor de Terranova, Alighiera e Casteddu pro Roma e Milano, l'Unione Europea sta maniando un intervento che ha considerata su dinare dau a sas compagnias aereas un azzudu dei Stadu. Sa Commissione UE supra sa concorrenza contestava a sa regione sos requisios previdios in sargara a novas a prosa continuidade territoriale. Sis istruttoria di andare a fondo e si diat arribare a una procedura di infrazione pro azzudor dei Stadu, s'Italia a tasobricu de torrare su dinare pubblico chi sa regione addau a sas compagnias aereas. S'assessore de sos trasportos Carlo Careddu duncas es pronto a un'altra battaglia. Non siamo dispostos a sottomettere sos bisonzos de sa collettividade nostra, chi pro noi si sono legittimas a un regolamento comunitario generale che riconosca a metade sos problemas ligaus a insularidade, permettendo de garantire pezzi servizios minimos. E sopra quest'altra teula arribata dall'Unione Europea s'opposizione intervenita a bocca e manna. Sa Sardegna arriscata isolamento in tottu pro sormazzi imbrodios di una giunta isenta nata a Ugo Cappellacci, coordinatore regionale de Forza Italia, una giunta che non è sta trettu de decidere e de difendere sos diritti de sos sardos. Intresa chi da chi intrata su Consiglio regionale di per approvare sos ultimos 6 capítulos desa riforma desa rete ospedaliera, ma non è nao chi andete totulisiu, ca che in su tempus crescene sor dolore de matti in intro desa maggioranza de centru-sinistra, manu manu chi s'accurziata si scadenzia desa legislatura. Un'usinzale desos problemas esti stata sa votazione des'emendamento des'opposizione, promovio da Emilio Usula desos Rossomori, pro transiri a saccabu desa discussione desa legge s'esame desa situazione desi spidale Santu Franciscu de Nugoro. E ba problema spuru pro sos accantonamentos, a pustir desa doviu intre regione e governo pro pedire esa minimada desos 684 miliones previdios pro cust'annu. Su partito dei sardi eris attata causa giunta pigliaru criticando su chier facende pro custa chistione, mogende desaccordu Paci, Padoan pro arribare a sul ricurso a sa corte costituzionale ritiraoso. Sarmattessi criticas chi va che te s'opposizione e procussu su PD ha risposto a tostu pedinde unidade in sa coalizione. Ana essere sardiesi invenientes a narrare sa maggioranza de centru-sinistra a tagalus o numeros pro cacabare sa legislatura. Sas elezziones politicas sono zai vachendi stringere alleanzias intre sos partios. Tocca de bieresi a tabinchere sa gana de abbarrare in su centru-sinistra o cussa de pompiare a esperienzias politica novas spessande a sas elezioni regionales. Quando batta de azzudare calicuni in difficoltade, Nugoro beh sempre. In questa ora sa zittade stimpinada pro dare un'ispera a Alice, una pizzinedda de 2 annos maladia de leucemia. A sozios culturales, artistas, a comune, imprendidores, cittadinos sono traballande, provocherà manera chissà manifestazione, una canzone per Alice. In programma crasa sa 9 seri in su Teatro Eliseo, colla su dinare necessario a sos genitores pro garantire sa scuras adeguadas pro Alice.
Licce. Su programma l'hanno presentato Custumanzano in sintesi di una conferenza in stampa fatta in sala consigliare di su comune. Presente assessore su turismo Marcello Zeddone, su mastro Michele Turnu, direttore di su coro nugoresu e direttore artistico desa manifestazione, son nonnor de Alicce. S'assessore Zeddone ha sottolineato su bonu coro desa zittade, che è sempre presente pro chi soffriti, e su comune ha dato su permesso de impreare Eliseo de Badasa. Michele Turnu ha faveddao de su concerto, sottolineando la disponibilità de sos artistas e de sos gruppos a piccare parte a sa manifestazione, e chi non ha potuto essere presente ha posto a disponimento usor CD pro lor vendere e dare su valanzu procurare a Licce. A presentare Lucia Cossu, a Parco, a Narziare, su coro su Nugoresu, a Merare, Cantidos, Etnias, Davide Guise e Francesca Lai, Luciano Pigliaru, Simona Canu, Boes e Merdules.